Mamma mia, hanno fatto vedere pipistrella, hanno fatto vedere. Anche sa fatto il ragnatelo in da porta. Mamma mia, Carmen, anche sa. Doppietta in apertura di testa è il secondo gol. E quando lo prendevi nel secondo gol, 50 metri e l'ha buttata in porta. Che cazzo di gol ha fatto? 50 metri di campo, si è fatto il partito da dietro al centrocampo. E poi Luci davanti al portiere gliel'ha messa nell'angolino. Mamma Rucan, che Napoli! E per finire in bellezza anche Kvaratskhelia sull'assist di Zelinski. Parliamo anche dell'assist di Mario Rui. Il primo gol di Anghissà, ancora Mario Rui, ancora una perla, ancora un assist del professore, del maestro. E Politano che ha lanciato Anghissà, voglio tutto bello, voglio mi ha fatto allegria, bello sto Napoli, mamma mia Carmen, e che veramente sembravamo dei pipistrelli, tutta azzannata, tutta avvelenata, non abbiamo fatto capire niente Torino, o Tor è morta, abbiamo avvelenato veramente, abbiamo azzannato come rinde fotografie da Spaduri e Simeone che non hanno giocato, anzi hanno giocato. Lasciamo stare che Raspadori poi non abbia segnato, certi giocatori non hanno segnato, ma è tutto l'insieme, è tutta la squadra che mi è piaciuto l'atteggiamento da subito. Ragazzi, 1-2, non ci ha capito niente il Torino, anch'issa formidabile, che giocatore, ragazzi. Questo partita dopo partita sta facendo vedere di che pasta è fatto. Mamma che giocatore anch'issa. Oltre la doppietta, che partita ha fatto? Parliamo anche di quel giocatore che non segna, ma che fa girare la squadra, Lobotka. Che cazzo è partita anche oggi di Lobotka. Mamma mia, perde qualche pallone, ma ci sta perché gioca tutte le partite. Ma che partita ha fatto? Così come Zelinski che fa assist, non segna, ma va in assist lui, va in assist Mario Rui, va in assist anche Politano che dopo l'affaticamento muscolare oggi scende in campo e fa una buona partita anche lui. Ragazzi, tutti bene, è vero che poi c'è stata quella disattenzione, quel gol anche fortuito del Torino in mischia lì avanti che subiamo da Sanabria. Però non diamo colpe a Meret, non diamo colpe a nessuno perché ci può stare una minima disattenzione sul 3-0. La squadra c'è stata, il risultato l'abbiamo preso. Bravi tutti quanti, ragazzi, non mi sento di dare colpa a nessuno. Bravi tutti, avanti così, avanti Napoli, che ha scassato il corno autore e Juric state zitto e va a a casa. E se sei onesto, dici che il Napoli è più forte e non ci avete capito niente. Nel secondo tempo il Torino ha fatto qualcosa di più, ma comunque siamo stati sempre noi padroni del campo, abbiamo gestito e abbiamo portato a casa la vittoria meritatamente, anche con un gol subito. Magari se non l'avessimo subito sarebbe stato meglio, ma comunque il Torino alla fine quel gollicino l'ha anche meritato. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto voglio, se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza che vi porta a sposare, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Mammo pipistrel, anche sai cacciato pipistrel, mamma Carmen, doppietta, bang de bung, 20 minuti, subito 2-0, non ci hanno capito niente, non ci hanno capito niente. Poi Kvaratskhelia che fa quel gol anche lui correndo da 40 metri, purisse verso la porta. Guarda, che bello, che bellezza. E che voti che fa. Con questo è tutto ragazzi. Buon sabato a tutti amici. Da Napoliello 87 come sempre. Guarda, forza Napoli al primo posto. Godiamocelo.